Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama e siamo ad una nuova puntata che ci racconta il percorso di Giulietta e Romeo in Friuli. Tra l'altro siamo come sempre nell'hub di Citafiera che ospita le nostre interviste con la famosa panchina che è qui sia a Citafiera e che rappresenta questo percorso, questo progetto, come ormai sapete perché da tempo ci state seguendo. La stessa panchina è posizionata in diversi comuni che fanno parte del percorso. Cos'è questo percorso? È il percorso dei due innamorati di Lucina Savorgnan e Luigi da Porto, ovvero i veri Giulietta e Romeo. Hanno fatto un percorso, hanno una storia, la loro storia sappiamo che nasce a Udine in piazza Venerio durante un ballo e poi si sviluppa in diversi comuni. Tra le varie tappe di questa storia d'amore, una molto importante si incontra proprio a Grado. Ed è un piacere per noi ospitare l'imprenditore Roberto Lovato che ha una storia, un percorso importante nel settore dell'ecosostenibilità e parliamo di ben 30 anni fa. Sì, come le facevo cenno, già 35 anni fa ormai, gli anni passano. Passano veloci. Ci siamo occupati di economia circolare in tempi in cui non era di moda e purtroppo c'è sempre un ritardo fra le idee e la realizzazione e l'accettazione delle idee dalla massa, dal popolo, per cui in quei tempi c'erano dei pregiudizi verso i materiali secondi, adesso si chiamano, sia i rifiuti, che tuttora fra l'altro si gestiscono decisamente male, e c'era una difficoltà ad accettare qualche cosa che fosse fatto con i rifiuti, ma noi ci abbiamo provato, non è stato facile. Almeno abbiamo gettato un seme, come dice il Vangelo, il seme occorre che vada a marcio per dare frutti. Questa è stata un'esperienza che da imprenditore ho sentito l'obbligo di percorrere, anche se forse sono stato presuntuoso nel sottovalutare le difficoltà culturali ad accettare i cambiamenti. Ma andando al tema vero, che mi sembra sia oggi quello di Giulietta e Romeo, per me la prima volta che sono stato coinvolto su queste cose ho detto ma questa qua è la solita bufala, no? Perché è difficilissimo rendersi conto che possa essere vero un qualche cosa che ormai è mitizzato, è stratificato culturalmente, ormai è dentro la nostra mente, ma a questo livello proprio di mito. Il mito sfugge alla razionalità. Ma a piano ho cercato di documentarmi, anche perché per puro caso chi ha diffuso la storia in Friuli è stato un mio amico di scuola che frequentavo 50 anni fa, l'Albino Comelli, che su spunto sugli studi, partendo dagli studi di CLAF, ha fatto una prima pubblicazione che secondo me non ha avuto il riscontro che meritava, e dopo ho aggiunto, ho approfondito per quanto possibile. Ho identificato il luogo esatto in cui c'è stata la ecobattaglia, sovrapponendo la ecobattaglia in cui lui è rimasto ferito, e lì è stato bello, era stato sufficiente sovrapporre alla viabilità romana, che era quella tuttora in uso nel 1500, il racconto della battaglia che lo stesso Luigi da Ponte alias Romeo fa dello scontro in cui è rimasto invalido, e la invalidità in qualche modo ha portato alla fine della sua storia. Probabilmente non è stato l'unico motivo, ma ha avuto un peso notevole.
Dopodiché trovo strano che non si arrivi a dargli quel riconoscimento che merita, perché se uno ha la pazienza di leggersi un attimo il libro che ha pubblicato Luigi da Ponte, più o meno 1530, e vede quanto ha scritto Shakespeare 50 anni dopo, vede che la storia è esattamente quella, identica o quasi. E pertanto, visto che Shakespeare ha scritto 50 anni di dopo, non è difficile rendersi conto che Shakespeare copia. Diciamo che Shakespeare ha un po' preso spunto, no? Per romanzare la sua Giulietta e Romeo ha preso spunto proprio dalla vera storia, cioè il fulcro, no? È questo. Sì, ma se lei proprio prende i due testi, ha la pazienza di prendere i due testi, vede che non è solo un'ambientazione sociale, non è solo un ambiente sociale di scontro fra le classi sociali, fra le due famiglie, ma è proprio i fatti sono quelli, no? Sono quelli, perché inizia col ballo in maschera, va avanti, c'è tutta una serie di fatti che sono identici sia nel libro che ha scritto ed è stato pubblicato sia in Francia che in Inghilterra almeno 50 anni prima dell'opera di Shakespeare, e pertanto non ci sono dubbi che Shakespeare ha attinto a piene mani alla storia di Luigi da Ponte. Dopodiché su questo si innescano tantissime curiosità, dettagli che danno idea del mondo cavalleresco, romantico. Anche diciamolo pure, eravamo prima della Controriforma, pertanto c'erano costumi sessuali decisamente più liberi, soprattutto per le classi più alte, no? Gli abbienti o i nobili, per cui c'era una libertà, c'era questo edonismo spinto, questa gioia di vivere che si documentava, si estrinsecava in tutti i modi, e allo stesso tempo c'era questa passione per i miti ancora feudali della cavalleria. Infatti è bello il modo in cui Luigi da Porto si affronta lo scontro, perché dice finalmente posso avere uno scontro da cavaliere, no? Ed era la stessa epoca in cui, fra l'altro, in quella battaglia in cui lui è rimasto ferito, i veneziani hanno avuto una vittoria netta, apparentemente hanno massacrato le truppe che erano venute a fare razzia nella zona vicino Udine, lì ad ovest di Udine, ed è bello il racconto che ne fa l'Antonio Savorgnan di questo evento, in una lettera che è pubblicata dal Coro Sanudo, che racconta un po' i fatti, lo stile e la impostazione di quelle guerre, anche che erano guerre di razzia, guerre di logoramento, erano guerre un po' strane, molto pesanti, un po' strane, in cui sì, non si facevano regali, insomma, ecco. Certo. Ecco, io mi vorrei ricollegare al discorso col quale abbiamo aperto, è proprio Grado, perché lei è imprenditore del Grand Hotel Astoria di Grado, e Grado a livello turistico sposa perfettamente questo percorso che è nato proprio in virtù di questa storia che lei adesso ha raccontato, che abbiamo visto poi essere stata romanzata, ma che ha origini qui, e quindi diciamo il ruolo mio nella storia è ai margini, perché da pensionato sono e resto ai margini, ma in ogni caso è un fatto che i Savorgnan avevano delle vastissime proprietà che andavano
Duino, che era sotto i cosi della torre, andava fino un bel tratto di costa fino oltre l'attuale Tor Viscosa, e avevano soprattutto una bella villa in area che può darsi che giuridicamente sia ancora nel comune di Grado, che è a Belvedere, che si chiama appunto Villa Savorgnan, che è un feudo che loro hanno avuto mi sembra il 2 luglio del 1378, pertanto al tempo dei fatti avevano già 100 e rotti anni di loro presenza sulla costa e da Grado, pertanto, perché comunque era già un centro abbastanza importante. E questa villa era molto molto bella, molto ricca, ed è stata fra l'altro nei secoli successivi ha avuto opere di scuola veneta, del Guardi, era un luogo importante come tutte le ville dei Savorgnan del resto. Quindi ci sono una parte delle radici dei protagonisti di questa storia proprio lì. I Savorgnan erano un nucleo, un clan diciamo piuttosto potente, diffuso su varie aree, ma anche lì avevano una loro buona partecipazione, avevano dei possedimenti vasti, e soprattutto secondo me era importante perché in quell'epoca lì era una delle basi, era Marano, e pertanto anche Grado era un po' di supporto, era l'estremo est verso le terre imperiali, e pertanto era un'area da presidiare. Perfetto, io direi che è stato dettagliato riguardo allo storico, e la ringraziamo. Perché sono io che è un piacere ringrazio, sicuramente anche averla avuta qui con noi, perché anche questo spaccato approfondito della storia non fa altro che aggiungersi un po', e si mettono vicino un po' di tasselli, no? L'altra volta abbiamo sentito Albino Comelli, adesso il suo supporto un attimino più approfondito, successivamente sentiremo Gregorio Grasselli, che lui proprio è entrato veramente nelle pieghe della storia nel dettaglio. Noi vi aspettiamo alla prossima puntata qui nell'hub di Citafiera di Giulietta e Romeo, ovvero di Lucina e Luigi, i veri Giulietta e Romeo nati qui in Friuli Venezia Giulia. Un saluto a tutti e un buon proseguimento. Grazie per averci seguiti.